Dottoressa, oggi la presentazione del progetto Liberi nello Sport che unisce la comunità di Bade Carros con quella di Nuoro. Noi crediamo fermamente, perché è così, che il carcere è parte attiva del tessuto sociale di ogni luogo dove si trova e pertanto Bade Carros è parte della città di Nuoro. Il fatto che si realizzi all'interno dell'istituto un campionato a squadre interne ed esterne e che il campo di calcio dell'istituto sia praticamente uno dei campi di calcio dove si giocano le partite è un aspetto molto importante. Liberi nello Sport è la sua quarta edizione, il professor Rosa è molto attivo e molto entusiasta di lavorare con noi lo siamo altrettanto. Ai detenuti questa cosa fa bene e fa bene anche ai cittadini sportivi che vengono qui a partecipare alle partite, perché serve anche per stigmatizzare un po' il significato che a volte l'idea, l'immagine che c'è sul carcere, il luogo oscuro di sofferenza eccetera. È anche questo, ma è anche un luogo dove ci si può confrontare, si può giocare e si può anche sorridere.